Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus e ormai con la fase 2 quasi alle spalle, la fase 3 in arrivo. Quindi quello che succederà soprattutto in Veneto nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Staremo con voi fino a questa sera con una serie di programmi di informazione, approfondimento, la ginnastica nel pomeriggio, poi la tredicina di Sant'Antonio sulla quale abbiamo anche informazioni nuove e molto importanti, quindi tutto un sabato da passare qui con noi su Rete Veneta, naturalmente anche con i nostri social, quindi con la pagina Facebook di Rete Veneta, con il canale Telegram di Rete Veneta sul quale è possibile recuperare tutto quello che passa qui in diretta. Prima però di andare a vedere cosa succede oggi e cosa è successo nelle ultime ore, rivediamo i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione Veneto. Sono gli ultimi dati disponibili, lo ricordiamo, sono quelli di ieri sera e spicca una conformazione, possiamo dire, davvero importante, perché ieri pomeriggio non si sono registrati casi positivi in nessuna delle province del Veneto. Vediamo, siamo a 0 casi positivi in più. Naturalmente è possibile che questo sia dovuto a un ritardo nelle comunicazioni, a qualche problema nel reperimento delle fonti dalle varie ULSS, poco importa, perché siamo a 0 in questo momento ed è davvero molto importante. Il numero dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è arrivato ormai a quota 19.170, mentre i casi attualmente positivi, ovvero le positività conclamate in questo momento, sono 1.197. L'area che sembra essere più colpita è quella di Verona con 346, poi Treviso con 260 e poi tutte le altre province un po' a scendere. Va visto anche il dato dei negativizzati virologici, ovvero delle persone che, pur essendo state positive, poi si sono negativizzate con i successivi tamponi, e i soggetti in isolamento domiciliare sono 1.145. Questo invece è il dato delle persone che hanno perso la vita durante l'emergenza a causa del coronavirus e ammonta ormai a quasi 2.000, siamo a 1.948 deceduti negli ospedali e nelle strutture extraospedaliere come le case di riposo. Andiamo poi a vedere la seconda parte della tabella, che è ancora più importante, se vogliamo, perché ci fa vedere tutta la situazione degli ospedali. Vi ricordiamo che queste tabelle le potete trovare nelle pagine Facebook di Rete Veneta e anche su Telegram. Vedete, sono tutti gli ospedali del Veneto, tutti con i loro dati, e è molto interessante notare come ci siano 17 persone nelle terapie intensive del Veneto, di cui 15 negativizzate e solamente 2 positive al coronavirus. Anche questo è un dato molto importante. E i ricoveri sono 324, di cui 95 positivi. Ricordiamo che i ricoverati che rientrano in questa casistica sono quelli in area non critica, quindi considerati non gravi. Negli ospedali del Veneto hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza 1.398 persone. Spicca invece negativamente il numero dei morti registrati ieri, che è più 9, uno dei più alti degli ultimi giorni. Scendiamo nell'ultima parte della tabella, che ci mostra gli ospedali di comunità, quindi tutte le strutture ritenute tra virgolette minori, ma che sono tornate utilissime nella gestione dell'emergenza. Sono 43 i ricoverati. Ma noi torniamo in studio perché è il momento di fare il classico riassunto delle puntate precedenti, e per questo motivo andiamo a sentire cosa ha detto il presidente Luca Zaia, che avremo qui fra meno di 3/4 d'ora in diretta sul canale 18 e sui nostri social con lo streaming, nell'ultima conferenza stampa, che è quella di ieri a pranzo, e ha parlato anche della riapertura delle frontiere. Sentiamo. Noi abbiamo avuto il demerito, o meglio la sfortuna, ma anche il grande merito di aver provato il coronavirus in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Siamo stati i primi. Noi non siamo gli untori d'Europa. Di fronte alla titubanza, se non riluttanza, di tanti paesi, il governatore Zaia torna sul fronte caldo dell'apertura delle frontiere, cruciale per il primo comparto veneto, quello turistico. L'appello soprattutto ai vicini austriaci è forte e chiaro, la polemica con i palazzi di Vienna tutt'altro che velata. Massima responsabilità, però le frontiere vanno aperte. Ancora non c'è nessun segnale, è inammissibile, è incomprensibile che i fratelli austriaci
che fanno parte delle nostre famiglie. Ormai c'è un unicum, no, con queste comunità. L'Austria è una di quelle, come la Germania. Pensare che abbiano dei governanti che invece remano contro vuol dire che non hanno neanche capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rousseau, non hanno neanche capito cosa voglia dire rappresentare i propri cittadini. Insomma, il concetto per Zaia è uno solo, ovvero che il Veneto ora è sicuro. Lo dice la curva del contagio, lo conferma il modello matematico regionale elaborato in house. Quando si dice no, in house, qua c'è proprio veramente in house, qua non c'è proprio nulla venuto da fuori, e direi che funziona, perché se ci pensate, il modello che avevamo a febbraio, vi ricordate che vi dicevo avremmo gli ultimi pazienti residuali alla volta dei primi di luglio, ma accadrà proprio questo, che avremo 1, 2, 3 pazienti verso fine giugno, ma diciamo la grande scrematura sta avvenendo ed è anche avvenuta in buona parte. Anche per questo Zaia conferma per metà giugno l'intenzione di riaprire discoteche, sale da gioco, teatri e cinema. Per tutto il resto, come le fiere e i grandi eventi, l'orizzonte potrebbe essere la fine del mese. Io direi che se riusciamo, se i dati epidemiologici vanno nella direzione giusta, di chiudere la partita delle autorizzazioni per fine giugno. E c'è un fronte politico interno dopo le parole di Pierluigi Bersani, secondo cui se il centrodestra fosse stato al governo i cimiteri non sarebbero bastati. Ovviamente il riferimento è alle vittime del Covid. Spero che sia solo un'infelice uscita. Dopo, sapete, in Veneto c'è un detto, prima di parlare tasi, e penso che sia sempre buon adagio. E nel pomeriggio si è aperto anche un fronte istituzionale dopo che il governo ha impugnato la norma istitutiva del corso di laurea in medicina a Treviso. Noi andiamo comunque avanti e difenderemo la nostra legge, ha detto il governatore Zaia, rivendicando la legittimità dell'iter. Intanto un'altra polemica tra Roma e Venezia è servita. E sempre nell'ultima conferenza stampa era presente il dottor Paolo Navalesi, che ha fatto un po' il punto sulla situazione epidemiologica, che sentiamo subito. È una cosa che io non avevo mai visto prima e spero di non rivedere più. A parlare nel corso della conferenza stampa quotidiana è colui che il presidente Zaia ha definito l'uomo delle terapie intensive, colui che ha combattuto con il virus giorno dopo giorno. Mi sentivo tutti i giorni coi colleghi di Milano, che stavano una settimana avanti a noi, non so se poi avanti è il termine giusto, forse peggio di noi, e abbiamo cercato di fare tesoro della loro esperienza, delle loro difficoltà e devo dire prendere in considerazione quell'esempio. E giorno dopo giorno il Veneto oggi può fare un sospiro di sollievo. Oggi i pazienti positivi al Covid ricoverati in rianimazione in tutta la regione sono 2. I pazienti che hanno avuto il Covid, sia positivi che negativi, sono 20, quindi abbiamo 18 pazienti che sono stati Covid e sono ancora ricoverati per sequele della malattia e 2 pazienti che hanno ancora la malattia in fase acuta. Stando a questi numeri, evidenzia Navalesi, il virus si può definire clinicamente morto e la situazione sotto controllo. L'impatto clinico, almeno sulle terapie intensive, oggi è molto modesto. Sta scendendo anche sugli altri reparti e quindi quella frase va letta, quell'avverbio va letto per quello che è il suo significato. Io conosco Alberto Zangrillo, un uomo intelligente, e non penso che abbia detto "bon, finito, non ci pensiamo più". Guardi che l'hanno vissuto un problema grande come una casa e lo sanno, però siamo più pronti di prima e lo affronteremo se si ripresenterà. Non sappiamo cosa succederà a ottobre, però mi permetta, sarà molto più facile a ottobre di quanto non è stato a febbraio. Fare previsioni però è troppo difficile al momento. Chiunque oggi faccia una previsione su quello che succederà a ottobre, per me è un demente. Perché siccome è come lanciare una monetina in aria, io non mi gioco la mia credibilità sul 50% di probabilità, perché quello è. Se chiede a me, stante il mio inguaribile ottimismo nella vita, perché sono stato un uomo fortunato e quindi vedo tutto rosa, no.
Questo era un punto importantissimo di riferimento per capire non cosa accadrà, perché abbiamo sentito nessuno può sapere cosa succederà fra 3, 4, 5 mesi, ma per capire come gestire eventuali nuove emergenze legate a una recrudescenza del coronavirus. Avete sentito un medico del livello del dottor Navalesi ha detto: chiunque faccia previsioni o creda di fare previsioni è un demente, una frase fortissima che però ci fa capire quanto la scienza sia in attesa di capire anche gli sviluppi anche di quelli che sono gli studi epidemiologici per poter valutare, verificare, approfondire proprio la situazione che verrà. Comunque, come dicono tutti, se tornerà, quando tornerà, come tornerà, il Veneto soprattutto sarà pronto a rispondere grazie all'esperienza che è stata fatta in questo periodo, grazie a tutte le terapie intensive che sono a disposizione, grazie soprattutto, diciamo prima, all'esperienza dei medici e delle strutture sanitarie della regione. Ma questo poi lo sentiremo nel punto stampa del governatore Zaia fra meno di mezz'ora in diretta qui sul canale 18 e sui social di Rete Veneta. Prima di andare avanti però vi ricordiamo che domani sera alle 21:15 andrà in onda qui su Rete Veneta in esclusiva un documentario sulla Basilica del Santo, un evento vero e proprio, perché sapete che noi di Rete Veneta saremo la TV ufficiale della festa di Sant'Antonio, quindi il 13 di giugno, dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 10, con l'apertura e la chiusura delle porte della Basilica nel giorno della ricorrenza del Santo. Noi saremo sul posto con i nostri giornalisti, le nostre troupe, seguiremo la benedizione del Santo in elicottero, insomma vi porteremo nelle vostre case tutta la celebrazione di questa importantissima festa. Ma prima di tutto ciò, domani sera va in onda un documentario alle 21:15 in cui sarà possibile entrare veramente nei capolavori, nei tesori che sono custoditi nell'Arca del Santo, nella Basilica, quindi un'occasione per vedere qualcosa che non si vede certamente tutti i giorni. A questo punto noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con il coronavirus e su quello che succederà nella nostra regione nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con l'emergenza coronavirus. Abbiamo appena sentito la medicina ufficiale che dice che è impossibile capire cosa accadrà dal punto di vista epidemiologico, se il virus tornerà e quando tornerà. Abbiamo anche sentito che se dovesse tornare a ottobre, come molti suggeriscono, la sanità veneta è pronta a rispondere ancora una volta a questa emergenza. Speriamo non ce ne sia bisogno. Abbiamo visto soprattutto che i dati sembrano essere benevoli in queste ultime ore, ovvero 0 contagi, 0 nuovi pazienti positivi, quindi le tabelle ufficiali della regione dicono questo, ma per saperne di più bisognerà aspettare meno di mezz'ora, quindi state con noi perché fra 25 minuti arriverà il presidente della regione Luca Zaia, fornirà tutti i dati dell'emergenza dal punto di vista epidemiologico, quindi le variazioni fornite dall'azienda Zero della Regione Veneto per capire come si sta muovendo il coronavirus qui in Veneto, e poi fornirà tutte le informazioni anche per diciamo il futuro immediato, quello che si può, quello che non si può fare, eventuali nuove ordinanze, la riapertura del turismo, insomma tutto quello che ci aspetta da qui in avanti. Noi adesso restiamo però in campo sanitario perché parliamo di un'eccellenza che esula un pochino dal contesto coronavirus. Siamo andati nel reparto di radiologia di Bassano del Grappa per vedere come funziona questo reparto molto giovane. Ecco perché. Arrivato a San Bassiano nel 2008 come specializzando, cresciuto in un gruppo di medici e operatori sanitari giovane, 40 anni di età media, dopo 11 anni di studio e di esperienza clinica, il dottor Calogero Cicero è diventato da poche settimane direttore del reparto di radiologia. Abbiamo portato una radiologia degli anni 90, l'abbiamo aggiornata con nuove tecniche grazie anche all'acquisto da parte dell'azienda di apparecchiature sempre all'avanguardia.
Importante la collaborazione con le università di Verona e Trieste per una produzione di articoli scientifici che ha fatto crescere il gruppo. Nel reparto 160.000 prestazioni all'anno affidate a 18 medici, 30 tecnici, 13 infermieri e 6 operatori sanitari, cui si unisce il personale di Asiago, tutti giovani e ben disposti a usare l'informatica e tecnologie nuove. Ultima frontiera la radiologia interventistica, che permette di fare diagnosi e trattamenti in pazienti selezionati, addirittura interventi veri e propri, poco invasivi, per asportare il tumore. Posizionando degli aghi con diversi tipi di tecniche. Le principali sono le tecniche col caldo e le microonde, e le tecniche col freddo abbiamo le crioablazioni, e si vanno a trattare diversi organi. Noi siamo leader a livello del Veneto per il trattamento delle lesioni renali. A San Bassiano però i radiologi, in collaborazione con i chirurghi di altri reparti, intervengono anche sul fegato, i polmoni o le ossa. Prossima frontiera: stimolare e coinvolgere i medici giovani per seguire sempre nuove tecniche, aggiornarsi e rimanere al passo. Una sfida sostenuta dalla Regione, disposta a investire, e soprattutto dai privati. L'azienda Zero fa delle gare regionali, quindi ti permette di implementare le apparecchiature, e in più abbiamo anche supporto di strutture esterne di Onlus, come è successo poche settimane fa alla Helios, che ha donato un software nuovo per la risonanza magnetica. Ecco, tutti i vari aiuti in maniera sinergica ci portano ad avere una radiologia di ultima generazione. Un futuro tutto da scrivere al San Bassiano, insomma, fatto di tecnologia, ricerca, investimenti e soprattutto di personale sanitario con grandi motivazioni. E ora torniamo a parlare della facoltà di medicina. Avete sentito prima nel servizio, sull'ultima conferenza stampa di Zaia si è discusso del fatto che il Consiglio dei Ministri avrebbe impugnato il procedimento. Sentiamo cosa dice il DG dell'ULSS, Francesco Benazzi. Anch'io, per me, adesso l'ho saputo da una nota stampa della Regione, proprio che l'ho vista via mail. Io resto sconcertato, lo dico, anche perché io intanto ringrazio il Presidente Zaia, perché so quanto si è speso insieme al Rettore perché Treviso, che già ha un corso di laurea in medicina, ricordo a me stesso e a tutti che il quarto, il quinto e il sesto anno di medicina già Treviso lo fa da diverso tempo. Già noi siamo disponibili, abbiamo un rapporto con l'Università di Padova per quanto riguarda gli specializzandi. Abbiamo questa convenzione con l'Università di Padova, dove abbiamo professori ordinari e associati di Padova che insegnano a Padova e lavorano a Treviso. Cito il professor Agostini per tutti, ordinario di medicina interna e primario della medicina di Treviso. Voglio dire, questo rapporto consolidato negli anni ci fa pensare che la strada voluta dal Presidente Zaia, la giusta strada voluta dal Presidente Zaia e dal Rettore di Padova sia una strada assolutamente percorribile. Io non riesco a capire come mai ci sia stata questa presa di posizione, perché Treviso da tanto tempo svolge già questo ruolo, tra virgolette, universitario, in collaborazione con l'università, in fattiva collaborazione con l'università. Quindi resto basito, sconcertato. Io mi auguro che veramente, analizzata bene la questione, forse credo che mi auguro che il Ministro, che il Governo non abbia ben capita la situazione, cioè non è una cosa nuova che viene portata a Treviso così e messa là a caso. Treviso ha una tradizione, una cultura di simbiosi mutualistica con Padova, cioè di forte correlazione lavoro da tanti anni. Diciamo che il portare il primo anno di medicina, quindi il corso di medicina, la ciliegina sulla torta, e poi voglio dire, la Regione Veneto si fa anche carico di una serie di cose insieme all'ULSS, quindi la Regione Veneto, per fare in modo che questo possa avvenire da subito. Allora proprio sono rimasto basito e sconcertato anch'io. Mi auguro che poi, alla luce delle valutazioni che sicuramente il nostro Presidente porterà a favore di questo, il Ministro stesso possa capire che non è una cosa costruita nel nulla, è una cosa costruita su una storia che ormai ha tanti anni di collaborazione forte e puntuale.
E ora chiudiamo per un attimo questa pagina per poi riaprirla quando ci sarà la conferenza stampa di Luca Zaia e andiamo a vedere cosa è successo, cosa succede nelle ultime ore di questo anno scolastico, davvero stranissimo per i nostri ragazzi perché con le scuole chiuse a causa del coronavirus, con come si può dire, le video lezioni, la didattica a distanza, tutte cose nuove che sono arrivate a cambiare non solo l'apprendimento ma anche la socialità degli studenti. Insomma, è stato un anno davvero molto particolare che i ragazzi ricorderanno a lungo. Siamo andati in centro a sentire cosa ne dicono. Ultimo giorno di scuola e ragazzi ancora impegnati con le video lezioni, la cosiddetta DAD, la didattica a distanza, fino all'ultimo minuto. Pochi ragazzi a spasso per il centro, specie tra i più grandicelli, qualcuno in più tra gli scolari della primaria, che evidentemente hanno concluso le lezioni un po' in anticipo. L'amarezza di non aver potuto salutare amici e colleghi è grande anche tra i genitori. Tra l'altro sono anche professore, quindi è stata dura farlo e oggi manca davvero l'ultimo giorno di scuola, mancano i colleghi, i ragazzi. Difficile, ma ci impegniamo tutti, sia loro che noi genitori. Tra i bimbi la sensazione è simile, molte difficoltà all'inizio, con un modo nuovo di comunicare tra ragazzi e con gli insegnanti, tutto da imparare, ma col passare delle settimane il sistema è diventato più facile. Non potersi salutare in classe è un brutto ricordo che rimarrà a lungo tra gli studenti. Mi è piaciuto lavorare sul computer, resto. La cosa brutta magari è essere da soli. Sì, essere da soli e non andare a scuola. È difficile da casa. All'inizio sì, adesso mi sono abituata. Ti mancano però un po' i compagni in classe? Sì, molto. La materia che ti sei trovata meglio a fare da casa? Storia. Che classe fai? Quinta. Ti spiace non poter vedere i tuoi compagni a scuola l'ultimo giorno? Sì, per 2 mesi, 3 mesi senza vedere. È stato difficile da casa seguire le lezioni? Diciamo. Qual è la materia che ti è piaciuta di più fare da casa? Italiano. Che classe fai? Quinta. E adesso andiamo a vedere, sempre per l'ultimo giorno di scuola, cosa hanno deciso di fare i comuni dell'Alta Padovana. Le aule hanno lasciato spazio, cucine e salotti, il computer è diventato la nuova lavagna. Finisce l'anno scolastico in Veneto e tanti studenti non si rivedranno. Per questo 3 comuni dell'Alta Padovana hanno organizzato saluti in sicurezza per i ragazzi di quinta e della primaria e per quelli di terza media. A Loreggia appuntamento sabato 6 giugno al Parco Wallenborg dalle 8:30 alle 12. Qui a gruppi predefiniti arriveranno i ragazzi che dovranno avere mascherine igienizzante e potranno essere accompagnati da un solo genitore. Campo sportivo e parco della frazione di Murelle per gli studenti di Villanova di Campo San Piero per il saluto dell'amministrazione comunale ai ragazzi sempre sabato mattina, saluto possibile solo in caso di bel tempo. A Villa del Conte il sindaco e il consigliere delegato aspettano le classi quinte in comune, mascherina, coprire il volto e distanza di sicurezza da rispettare insieme alle insegnanti. E questo è uno dei temi insomma, più importanti delle ultime ore. Continuano ad arrivarci informazioni, continuano ad arrivare notizie di iniziative che ogni comune, ogni scuola intende organizzare, ha organizzato per salutare i ragazzi dai più piccoli a quelli più grandi in questo fine d'anno scolastico davvero stranissimo, perché soprattutto non si sa ancora benissimo cosa succederà a settembre, come torneranno in classe, quando torneranno in classe. C'è anche l'incognita delle elezioni regionali e molti comuni del Veneto saranno interessati per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, quindi a settembre potrebbe succedere davvero di tutto, quindi è bene che ci concentriamo intanto su quello che succede ora. E siamo sempre nel Bassanese, c'è chi ha deciso di fare l'ammaina bandiera dal pennone della scuola con gli alpini per salutare i ragazzi al termine, dicevamo, di questo anno scolastico stranissimo.
L'inno di Mameli, gli alpini del gruppo marchesane, il tricolore sul pennone, oltre 100 famiglie collegate in videochiamata. Tradizione, comunità e emozioni forti nel cortile della scuola primaria di Marchesane a Bassano, dove nonostante l'emergenza Covid e il divieto di assembramento, insegnanti e alpini hanno ripetuto la tradizionale cerimonia, ammainando la bandiera issata all'inizio dell'anno scolastico. Tristezza sicuramente per quello che si è perso e gratitudine per quello che però abbiamo riscoperto, perché abbiamo visto famiglie che hanno collaborato in maniera molto importante nel seguire questi bambini insieme a noi e abbiamo apprezzato ancora di più quello che è il nostro lavoro, il tempo che abbiamo da dedicare a loro. Emozioni forti gli alunni di 2 scuole collegati in videoconferenza per salutare virtualmente le insegnanti. Guardate quante persone sono venute a trovarvi. Cerchiamo di mantenere sempre vive questa unione con quei bambini, eccetera. Un po' tristi? Beh, insomma, la situazione è questa, non bisogna mai essere tristi, bisogna sempre trovare le cose buone anche sulle avversità. Fuori dai cancelli numerosi genitori con i figli che non volevano perdersi una cerimonia così significativa. Un segno di affetto da parte dei genitori, dei bambini nei confronti della propria scuola, di una cerimonia e di una tradizione che va avanti da molto tempo, come sempre gli alpini coinvolti in modo positivo in queste cose che sono importantissime per il tessuto sociale del nostro Veneto. Però la situazione della scuola, la situazione dei ragazzi a casa è legata a doppio filo con quella dei centri estivi, perché questa estate con tutto quello che sta succedendo potrebbe essere molto difficile per tante famiglie gestire i ragazzi a casa, i costi potrebbero essere altissimi per i centri estivi, ma andiamo a vedere come hanno deciso di gestire la situazione a Vicenza. Centri estivi, a Vicenza è apertura con strascico polemico. L'assessore all'istruzione Cristina Tolio, supportata dalle linee guida della Regione Veneto, è pronta ad aprire da mercoledì 10 giugno. Distanze sociali e spazi sono stati definiti al millimetro. L'alzata di scudi arriva dai sindacati che rimproverano al settore istruzione un mancato dialogo, insegnanti che dovrebbero fare didattica e che nell'ottica dell'elasticità si troverebbero a fare gli assistenti all'infanzia. Per non parlare dell'età, alcune sarebbero sulla soglia dei 60 anni e quindi non potrebbero accogliere i bambini. Puntualizzazioni in un tempo in cui le famiglie chiedono risposte e la gente ha bisogno di lavorare, alle quali l'assessore replica. Io da amministratore devo dare delle risposte all'utenza, mi dispiace che non sempre i sindacati comprendano quanto faticoso sia alle volte dare delle risposte. Noi daremo una risposta che purtroppo sarà parziale perché potremo accogliere il 50% dei bambini almeno in questa fase, ma sarà sicura. Abbiamo lavorato proprio perché sia sicura per gli operatori, sicura per i bambini, qualche scuola che magari ipotizzava soluzioni diverse, ma riaprire le scuole che sono di mia competenza, quelle comunali, è un atto dovuto. E su una scuola a settembre con divisori in plexiglass, l'assessore ed ex insegnante si fa titubante, più che divisori serve altro. La soluzione è dotare le scuole di risorse, di più personale, di poter provvedere turni, di poter prevedere laboratori ed è questa una risposta che deve arrivare dallo Stato. Questa era la situazione a Vicenza, sappiamo che moltissimi comuni stanno facendo partire i centri estivi, anche molti privati stanno organizzando, i costi per le famiglie a volte sono molto alti, quindi è tutta una situazione in via di divenire che vi racconteremo, anche questa qui da Rete Veneta, come vi racconteremo in diretta fra meno di 10 minuti la conferenza stampa di Luca Zaia per sapere i dati sull'epidemia, sull'emergenza e tutte le novità per i prossimi giorni. Quindi state con noi ora facciamo una brevissima pausa, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto e su quello che succederà in Veneto con l'emergenza
coronavirus. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra meno di 5 minuti inizierà la conferenza stampa del Presidente della Regione, Luca Zaia, grazie a Renzo Arigon che in regia ci ha fatto vedere subito la sede della Protezione Civile, dove sono già assiepati i microfoni davanti al posto di Luca Zaia. Sentiremo soprattutto i dati epidemiologici per capire se avremo ancora un contagio zero, come abbiamo visto nell'ultimo bollettino emesso dall'azienda Zero della Regione Veneto, quello di ieri sera, oppure se la situazione sarà cambiata nel frattempo. Ricordiamo che nell'ultimo bollettino erano segnalati 9 decessi, è un dato molto molto grave che però insomma fa parte dell'evoluzione di questa emergenza. Naturalmente dobbiamo ricordare che sono tabelle, ma dietro ogni numero c'è una persona che ha sofferto, addirittura ha perso la vita, ci sono delle famiglie, ci sono dei medici, degli infermieri, degli operatori che hanno lavorato duramente per superare tutto ciò, quindi sono tabelle ma parlano di un dramma che ha colpito la nostra regione in tutti i suoi settori da 3 mesi a questa parte, quasi 4 mesi a questa parte. Prima di tornare da Zaia vi ricordiamo che domani sera, quindi domenica sera alle 21:15, sarà possibile vedere qui su Rete Veneta in esclusiva un documentario sulla Basilica del Santo in occasione della Tredicina, in occasione dell'avvicinamento alla festa di Sant'Antonio, che ricordiamo sarà sabato prossimo, fra una settimana, e noi saremo in diretta tutto il giorno dalla Basilica del Santo e non solo per portarla nelle vostre case. Ma un assaggio di quello che si potrà vedere arriverà domani sera, quando in questo documentario si potrà fare un inedito itinerario nella Basilica e nel Presbiterio, andando a toccare in particolare l'altar maggiore con i suoi capolavori che non sono facilmente visibili a distanza ravvicinata, quindi una possibilità davvero notevole di vedere il santo da vicino. E una curiosità sul santo è quella che avverrà questa sera, perché questa sera dopo le 20:30 al Santo si svolgerà una messa molto molto particolare. Si tratta del Sant'Antonio Casamenteiro 2020. In sostanza è una celebrazione organizzata per i single, quindi un modo di far conoscere fra di loro le persone che cercano qualcuno e di farlo all'interno della Basilica del Santo, una delle chiese più amate della cristianità, naturalmente con tutti i crismi di una celebrazione, di una iniziativa che funziona molto, ci dicono, in Portogallo e in quelle aree, ma che da anni viene svolta anche qui in Italia, tanto che sono state raggiunte circa 300 iscrizioni in poche ore. Poi naturalmente ve la racconteremo, come vi raccontiamo un po' tutto quello che succede in questi giorni legato al santo, perché vi ricordiamo, fra una settimana saremo noi di Rete Veneta sul canale 18 tutto il giorno, dalle 6 della mattina alle 10 della sera al santo, nei dintorni, e anche nell'elicottero che porterà in giro sui luoghi dell'emergenza coronavirus della provincia di Padova le spoglie del santo per le benedizioni solenni. Sappiamo che ci sarà su Schiavonia, sull'Alta Padovana, su Vo, insomma abbiamo sentito, e già le varie località si stanno organizzando per ricevere il santo in modo adeguato, quindi una festa importantissima che sarà anche molto molto bello seguire qui su Rete Veneta, sui nostri social, sulla nostra pagina web. Adesso noi aspettiamo, abbiamo visto che ieri è arrivato addirittura in anticipo, quindi non ci imbarchiamo in nuove notizie, in altri approfondimenti, ma forse finché aspettiamo Zaia possiamo dirvi che è arrivata appena adesso un'ANSA che dice che l'idea, il concetto di albergo diffuso potrebbe salvare il turismo sia in Veneto che in tutta Italia, perché già da maggio sono aperte il 40% delle strutture, mentre altri hanno alcuni dubbi. Quindi il sistema dell'albergo diffuso, che non prevede un'unica struttura alberghiera, ma
più appartamenti, case, stanze diffuse sul territorio con una gestione molto particolare potrebbe essere determinante per il tipo di turismo da far arrivare quest'estate in Italia con l'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito Zaia ieri, ha raccomandato, incalzato il governo chiedendo di attivarsi per far riaprire le frontiere. La riapertura esterna è prevista fra pochi giorni, abbiamo sentito da parte del governo, mentre la riapertura all'interno dell'Europa è tutta da vedere, stiamo aspettando novità. Sono le 12:30 e dovrebbe arrivare a momenti Zaia. Nel frattempo vi ricordiamo che la nostra programmazione prosegue poi per tutto il pomeriggio a partire praticamente dalle 16:20, c'è più di un'ora e mezza di mantenimento, ginnastica, lezioni di ginnastica dolce, tai chi, zumba, tutto quello che serve per tenersi un po' in forma. Poi andiamo al Santo, perché alle 5:30 c'è la tredicina, quindi il rito della tredicina antoniana dalla Basilica del Santo, e alle 17:44 la Santa Messa, sempre dal Santo. Alla termine della Messa torniamo noi con la nostra informazione, con i nostri telegiornali, e vi accompagniamo fino a questa sera. Poi domani saremo tutto il giorno in edizione straordinaria, dalla mattina alla sera, con anche le celebrazioni, addirittura si stanno alternando nelle celebrazioni alcuni dei vescovi del Veneto. Se non era oggi dovrebbe esserci il patriarca di Venezia al Santo, Francesco Moraglia, per celebrare la messa, quindi insomma anche celebrazioni che vanno viste per la loro importanza, per la particolarità, per ciò che rivestono non solo dal punto di vista liturgico e religioso. Oggi Zaia arriva con un paio di minuti di ritardo, ma noi siamo qui per aspettarlo. Vi ricordiamo che molte delle domande che sono poste dai colleghi giornalisti durante la conferenza stampa arrivano anche dai vostri WhatsApp, dai vostri SMS. Vedete il numero in sovrimpressione 340 321 8806. Potete inviarci le domande, ma vi lasciamo al governatore. Ricorda domani. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Direi di dar subito lettura dei dati del bollettino e poi passiamo la parola alle domande. I tamponi sono 729.633, sono 9.100 più di ieri, quindi vedete che si sta ancora crescendo sul fronte dei tamponi. L'isolamento sono 10.057 persone, ieri erano meno 80, oggi meno 88. Il numero dei positivi 19.182, più 8. E quindi vedete che abbiamo sempre un dato dei positivi che è al di sotto abbondantemente dell'1 per 1000. E i ricoverati sono 323, però positivi sono 82, quindi nei 323 abbiamo 82 persone che sono pazienti coronavirus. Le terapie intensive fanno un bel balzo indietro, siamo a 16 persone in terapia intensiva, però solo 2 coronavirus, quindi le 2 in terapia intensiva più gli altri ricoverati 82, siamo a 84, anzi sono 82 in totale, anzi 84, scusate, coronavirus in tutto il Veneto ricoverati in ospedale. I dimessi sono 3.439, 21 persone anche ieri sono state dimesse. Il totale dei morti 1.949 più 11. Dei quali in ospedale 1.398, sono esattamente più 9, cioè degli 11 morti ieri 9 sono persone che hanno perso la vita direttamente in ospedale. I nati sono 100, ora è un bel numero, eccoli qua. Bene, detto questo vi confermo, ve lo dicevo anche ieri, che stiamo procedendo
alla redazione di questa impegnativa ordinanza che io spero possa avere tutti i punti, ve lo sottolineo, possa avere tutti i punti rispettati, che sono i cinema, gli spettacoli in generale, i teatri, le discoteche, le sagre, le fiere, insomma le sale gioco, i casinò, insomma tutte quelle strutture che ancora sono chiuse. Vi confermo che anche stamattina abbiamo lavorato anche con l'avvocatura per riuscire a mettere in fila tutti questi aspetti e penso che sia assolutamente positivo pensare di ragionare rispetto a due date importanti, il 15 di giugno, se ci riesco per mettere in piedi questa partita, oppure male che vada per qualcosa di residuale, chiudere comunque tutta la partita delle autorizzazioni entro e non oltre il fine giugno, quindi gli ultimi di giugno. Questo è quello che vogliamo fare. Per quanto riguarda le attività che stiamo facendo, sono attività ovviamente in linea con i DPCM e le linee guida nazionali. Vi ricordo anche che la mascherina, siccome ci arrivano tante richieste, non è che l'uso della mascherina cesserà di esserci da metà giugno o da fine giugno. Vorrei spiegare che il tema del dispositivo, soprattutto il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani e la mascherina ci accompagnerà ancora per dei mesi. Quindi vorrà dire che, come accadrà a livello nazionale, la mascherina sarà obbligatoria all'interno dei locali chiusi e obbligatoria all'aperto solo nella condizione in cui ci sia assembramento. Lo ripeto, la nausea, che so, la coda fuori dal supermercato, fuori da un negozio, piuttosto che ogni forma di assembramento. Questa mattina io ho fatto una diretta con i ragazzi della scuola enologica di Conegliano e giustamente c'era un gruppetto di ragazzi, avevano, pur essendo all'aperto, perché hanno fatto la diretta dal cortile della scuola, pur essendo all'aperto avevano la mascherina perché erano una decina e erano ovviamente non a distanza di sicurezza che è quella di 1 metro. Per quanto riguarda il virus, voi vedete che abbiamo delle giornate che ci confermano addirittura una virulenza e quindi una capacità di contagio, o meglio, esattamente un numero di contagiati, perché poi si contestano i termini e danno anche ragione, un numero di contagiati al di sotto dello 0,3 per 1000, questo è un dato che potete scrivere, e il che ci dà una dimensione del fatto che facciamo tanti tamponi, quindi abbiamo tamponi e campioni rappresentativi. Dall'altro sicuramente è diminuita la virulenza del virus. Ieri avete sentito anche il professor Navalesi, che ringrazio per la partecipazione di ieri, e poi vi annunceremo domani anche un ospite per lunedì che porterà un'importante novità, e devo dire che ne è venuto fuori anche dal fatto che ad esempio le terapie intensive in Veneto hanno solo 2 pazienti coronavirus. Ovviamente avete visto che siamo impegnati su molte fronti, su molte attività. Rispetto alla conferenza delle regioni, noi avremo una conferenza importante martedì alle 13, quindi io verrò in conferenza alle 12:30, poi alle 13 avremo la conferenza delle regioni, anche lì parleremo ancora di riaperture e delle attività relative al coronavirus. C'è una partita importante dal punto di vista finanziario da affrontare con serenità assieme al governo, che è quella dei finanziamenti per le sanità ovviamente regionali. Noi abbiamo oggi spese che superano i 200 milioni di euro in totale, più 35 milioni all'anno di spesa che ormai si stabilizzerà per le nuove assunzioni che sono state fatte, e quindi nonostante, e ringrazio tutti i donatori che ormai hanno donato quasi 58 milioni di euro, noi abbiamo più di 200 milioni comunque di buco, di spese che dobbiamo ripianare. Basta, nel senso che ieri è stata inviata una lettera, avete visto, da parte del Presidente Bonaccini e del Vicepresidente Totti rispetto alle elezioni, cioè confermando la posizione da parte delle regioni rispetto a una convocazione che sia la più repentina possibile, e se fosse a settembre, decisamente nella prima metà di settembre, prima dell'apertura delle scuole. Ma di questo ve ne parlo, se siete interessati, come per l'Università di Treviso, dalle domande. Prego.
Prima domanda. Prigioni ha alzato per prima, poi Fois. Ivana. Ok, e poi immagino Filippo, vero? Ma intanto grazie di essere qui, perché lo diciamo ai cittadini che qui abbiamo dei combattenti reduci ormai telegiornalisti, sempre presenti, bravi. È un appello a comprare i giornali, per chi ancora magari avesse qualche dubbio, comprare i giornali, guardare le TV e guardare i servizi, che è un modo anche questo per aiutare ovviamente le televisioni, la carta stampata, insomma tutti coloro come voi che lavorano per l'informazione. Buongiorno, allora 2 domande, magari brucio quelle ai colleghi. Si è sentito Boccia per l'Università di Treviso e poi si sta presentando la candidatura a Presidente della Regione per il centro-sinistra Arturo Lorenzoni. Non ho capito la seconda, scusa. Sì, cosa ne pensa? Insomma, è ufficiale la candidatura di Lorenzoni. Guardate, sulla seconda non ho niente da dire, sulla prima direi questo, che ieri è stato un fulmine a ciel sereno. Voi sapete che stiamo parlando dell'Università a Treviso, stiamo parlando del corso di laurea in medicina e chirurgia, è la realizzazione non solo di un sogno, per carità non è un mistero che sia un sogno quello di portare un corso di laurea in un ospedale del territorio, no? Ma è anche la conclusione di un percorso. È bene ricordarla a quei distratti che pensano che questo sia un pallino di un folle presidente di regione che vuole portare a casa sua l'università. Vorrei ricordare, e non ho di certo io, come si può dire, tutti questi meriti, che Treviso ha già in essere da anni 8 cliniche universitarie, 8 clinicizzazioni, cioè vuol dire che ha 8 reparti che sono clinicizzati, cioè significa che sono universitari, fra virgolette, mi si passi la spiegazione veloce. Cioè vuol dire che chi li governa è un professore universitario, vuol dire che sono in corsia, abbiamo medici ospedalieri, ma abbiamo anche specializzandi dell'università che fanno il tirocinio, vuol dire che l'ambiente è un ambiente accademico, di ricerca, di crescita. Guardate, un medico mi diceva, l'arrivo di questi specializzandi in corsia, che sono dei medici laureati che fanno la scuola di specialità, per noi è un arricchimento unico, hanno voglia di conoscere, di scoprire, di fare. E un medico mi diceva, io devo anche a volte devo anche documentarmi per non farmi prendere alla sprovvista se mi fanno una domanda, perché loro arrivano che sono freschissimi di università, e penso che questo sia un arricchimento. Ma perché allora 8 cliniche, adesso finisco, 8 cliniche universitarie, 8 clinicizzazioni, 8 reparti, e in più abbiamo i primi anni di medicina, cioè a Treviso già si fa a scuola, sono già attivati. Quindi la conclusione qual è? Portare i 5 anni totali, d'accordo con l'università che è a fianco a noi, quindi ringrazio il magnifico rettore, il professor Rizzuto, e il presidente della scuola di medicina, il professor Merigliano, che sono stati assolutamente al nostro fianco. Io ieri ho chiamato Boccia e devo dire che il ministro Boccia si è dimostrato disponibile. Onestamente ho l'impressione che questa sia un'impugnativa che sia un po' scappata di mano, che sia più impugnativa di qualche posso dire, azzeccagarbugli degli uffici che della politica. Guardate, non voglio giustificare il governo perché ha tutte le responsabilità, visto considerato che ha dato l'impugnativa. C'è una finestra per dimostrare che siamo persone per bene. Bene, c'è. L'impugnativa si può presentare fisicamente come giorno ultimo il 16 giugno. Quindi il governo ha avuto il mandato del Consiglio dei Ministri, cioè il Consiglio dei Ministri ha dato mandato di presentare l'impugnativa, ma ancora dei giorni prima di depositarla. Ho parlato anche col Ministro Speranza ieri, ne ho parlato anche col Presidente Bonaccini come Presidente della Conferenza, perché a parte, come si può dire, dell'incomprensibile. Ma è ridicola un'impugnativa del genere, è ridicolo impugnare un provvedimento del genere dicendo che l'unica colpa che abbiamo, 2 colpe, che i 6 milioni di euro per attivare questo corso vengono pescati nei 9 miliardi e 600 milioni del budget sanitario della Regione Veneto. Cioè qualcuno teorizza, qualche azzeccagarbugli aiutato da qualcun altro, teorizza che i 6 milioni pescati dal fondo sanitario regionale, 6 milioni su 9 miliardi e 6, siano una sorta di sopruso.
Cioè non è che andiamo a rubare, A me risulta che dopo il Covid abbiamo capito tutti che ci servono medici, ci serve formazione, bisogna investire. Allora, da un lato il governo sta pensando di mettere 2-3 miliardi di euro per la sanità, dall'altro c'è un'impugnativa per 6 milioni di euro pescati dal Fondo Sanitario Regionale che è di 9 miliardi e 6. L'altro aspetto è quello della programmazione, ma quello è superato. Sono i presupposti per far bella figura a livello regionale e a livello nazionale. Il mio invito al governo è di prendere in mano queste carte, chiuderle velocemente, perché gli esiti che ci sono da una partita come questa sono inimmaginabili a livello di casino. Cioè l'imbarazzo totale che abbiamo noi, ce l'ha l'università, ma l'università parlerà per l'università, non è affar mio, ma ce l'abbiamo noi. E ce l'hanno tutti i cittadini che questa mattina ci hanno inondato di messaggi come sarà accaduto a voi. Dico, ma cosa sta succedendo? Comunque, per tranquillizzare tutti, a me non me ne frega niente dell'impugnativa, noi andiamo avanti, che sia chiaro. Quindi gli studenti si iscrivano perché l'anno accademico 2021 avrà gli studenti a Treviso. E poi il conto lo pagherà chi va a dire che questa formula è sbagliata. E Roma, se deciderà di impugnare, saprà che si troverà l'artiglieria pesante dal punto di vista tecnico-legale, perché li schiero tutti, e andremo in Corte Costituzionale a chiedere alla Corte se è così tanto sopruso destinare 6 milioni di euro su 9 miliardi e 6 alla formazione universitaria di studenti che faranno i medici. Abbiamo rispettato tutte le programmazioni, sono delibere del Senato Accademico di Padova, non c'è nessuna sorpresa, fatta tutta sotto la luce del sole, prova ne sia che abbiamo già attivato il primo anno e quindi il corso per l'anno accademico 2020-2021. A me spiace, l'appello che faccio al governo è di chiuderla sta partita. Riconosco io che potremmo dimostrare assieme che c'è qualche azzeccagarbuglio che va con le cartine perché il Veneto non può fare... Cioè, eleviamoci da queste discussioni che sono da burocrati e cerchiamo di affrontare il problema com'è. Prego. Collega Fois, Rete Veneta, Antenna 3. Buongiorno Presidente. Tra l'altro è appena uscita la notizia che 3 deputati di Forza Italia hanno presentato un'interrogazione sia al Ministro della Salute che al Ministro dell'Economia proprio su questo. Guardate, a voi sembra normale che si blocchi l'apertura del corso di laurea in medicina e chirurgia, già decisa, deliberata, oltre deliberata. Scappato di mano, cioè, questa è una scheggia impazzita, anzi proiettile vagante, definiamolo così, che finisce poi a far male a qualcuno. Senta, Presidente, in una regione che sta ripartendo, una questione che so che le sta a cuore come a noi che con Rete Veneta abbiamo seguito molto da vicino riguarda i cantieri della superstrada pedemontana veneta. C'è un tratto da Malo a Breganze che praticamente sarebbe pronto ad entrare in funzione, molti cittadini ci segnalano questo fatto e si chiedono come mai non sia stato ancora aperto. Siete informati però? Ma guardate, noi siamo pronti. È un fatto di procedure, vi devo anche dire che abbiamo avuto il lockdown e sono stato io a dire è inutile che con il mondo fermo andiamo a aprire un'infrastruttura. Sono una decina di chilometri, in totale se partiamo da Malo, andiamo verso la 31, la Valdastico e poi finiamo a Breganze, noi abbiamo già aperto il tratto fino a Breganze, avremo 20 chilometri dei 96 già aperti. Una decina di giorni, 2 settimane si apre. Questo ve lo posso annunciare, stiamo parlando della più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, sono quasi 95 km di strade, stiamo parlando del più grande cantiere dal punto di vista finanziario, 2 miliardi 258 milioni di euro, stiamo parlando di almeno 1600 lavoratori, stiamo parlando di quello che rappresenta un unicum, no? Sono 36 comuni attraversati e 14 caselli. Quindi servirà moltissimo il territorio. Noi abbiamo un fine lavori programmato per contratto a dicembre 2020, non ho sbagliato anno, dicembre 2020. Considerate che tutte le grandi opere sono state fatte, le opere che portano via tempo sono i ponti, fra l'altro qui noi ne abbiamo 2, uno sul Timonchio e uno sul Leogretta, avremo anche due infrastrutture. Dico che... Ma chi è che parla? Provate a sentire, per favore. La riunione a voce alta, no? Possiamo specificare questo tratto? Sì, il tratto va da Malo alla Valdastico. Dalla Valdastico a Breganze è il tratto che abbiamo già aperto.
Quindi fondamentalmente andando sulla Valdastico, a un certo punto puoi andare a destra su Breganze o a sinistra arrivi a Malo. Il tratto totale Malo-Breganze, con l'apertura che abbiamo già fatto di 7 km o 8 e più questa, va a 19 km, 19 su 94 km e mezzo sarebbero per l'esattezza. Ma siamo già pronti anche con altri tratti, perché? Perché le grandi opere le abbiamo già fatte, i grandi viadotti, i ponti, eccetera. Oggi c'è il tema dei rilevati, delle asfaltature, quindi si procederà sempre più speditamente. Se non ci riusciamo per fine 2020 è semplicemente perché il lockdown ha pesato anche sui cantieri, questo è logico, non vorrei che poi qualcuno il 31 dicembre viene qua e dice Zaia aveva detto, sì, ci sono 3 mesi, 4 nel quali c'è stato un po' stop and go, avanti e ferma, poi c'è stato anche un fermo importante, però insomma il programma si sta rispettando. Considerate che questa è un'infrastruttura che andrà a servire dei territori che sono strategici per l'economia e per le relazioni del Veneto. Pensate tutta la pedemontana nostra veneta, qui si va da Villorba per 94 km, si arriva a Montecchio, quindi si esce a Montecchio sulla 4, per capirci, per stare qui, non fare discorsi strani, chi va verso Milano, Montecchio è esattamente dopo le 2 gallerie che si incrociano, c'è Venezia-Milano, facciamo Vicenza e andiamo verso Vicenza, quindi Vicenza-Padova, le gallerie Vicenza e dopo abbiamo Verona. Quelle 2 gallerie, fatte le 2 gallerie andando verso Verona, sulla destra, lo vedete già, il cantiere si va a innestare, quindi capite che è una roba unica, cioè vuol dire che il nostro tempo di percorrenza, un Bassano-Montecchio, cioè me rovino, cioè potrà essere di un quarto d'ora, 20 minuti a farla grande, cioè oggi uno dice cosa ha detto Zaia, o un Treviso-Bassano 20 minuti, oggi ci vuole un'ora e 10, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, un Montebelluna-Bassano ce lo danno a 10 minuti e cambia il mondo. E soprattutto mettiamo in sicurezza, ad esempio, la Gasparona piuttosto che la Schiavonesca Marosticana, la quale è la strada più pericolosa d'Italia. Quindi in una decina di giorni, 2 settimane, abbiamo anche voluto evitare strumentalizzazioni, perché oggettivamente noi contavamo di andare a votare, per cui i tecnici possono confermare, ho detto guarda io non voglio inaugurazioni a ridosso di convocazioni o quant'altro, non l'ho mai fatto, però adesso si vede che comunque l'avremo aperta, nel senso se verrà aperta e via, faremo una grande inaugurazione finale. Ivana? Volevo solo chiedere se può spiegare un po' meglio con la storia dell'impugnativa del 16 giugno. Sì. Praticamente il governo con il Consiglio dei Ministri dà mandato all'impugnativa perché è un atto giuridico e dice bene, si autorizza, che so, l'avvocatura dello Stato a impugnare, cioè è come il mandato che un cliente dà al suo avvocato. Dopodiché l'avvocato sa che il termine gli scade il 16, in via preventiva ha avuto la firma del cliente sul mandato, però sa che fino al 16 ha i termini per presentare. Qui ci sono i termini fino al 16, cioè il governo non serve che la presenti lunedì mattina, ma basta, è sufficiente che arrivi al 16 mattina a presentare in tribunale l'impugnativa. Da qui al 16 persone per bene che dialogano nella leale collaborazione tra le istituzioni, cioè regione e governo. Io penso che non ci sia un governo che possa non avere interessi che parta un nuovo corso di laurea benedetto dell'Università di Padova, che è la prima facoltà a livello internazionale di medicina, no? E quindi penso che si trovi una soluzione. Guardate, voglio pensare che questa sia proprio la dimostrazione che quando si lascia troppo spazio ai tecnici questa è la soluzione, perché politicamente è ovvio che va portata avanti. Se poi lasciamo sti qua a discutere sui 6 milioni di euro, sinceramente lo trovo assurdo. Ma se vogliono andare al vedo noi andiamo in Corte Costituzionale e arriveremo fino all'ultimo giorno, segnatevelo che ve l'ho detto, e vedremo come andrà a finire questa partita. Ovvio che nel frattempo ne faremo di tutti i colori. Filippo. Buongiorno Presidente. Ciao Filippo. Prima accennava a questa interlocuzione con il governo in materia di finanziamenti alla sanità.
Allora, ci ha detto che da questa emergenza il Veneto esce con una spesa straordinaria di circa 200 milioni, diciamo una spesa supplementare, no? Più 35 milioni annuali legati alle nuove assunzioni. Ecco, qual è la prospettiva? Cioè, voi che negozierete con il governo dei finanziamenti, delle risorse finanziarie, ma in quale prospettiva vi muovete? Cioè qual è l'idea, qual è il progetto? Immagino che non sia soltanto quello di tappare un buco nel bilancio. No, nel senso che noi abbiamo una gestione dei conti che è sempre stata tenuta bene, il dottor Mantoan ha seguito come segretario regionale tutta questa partita, ovviamente con dei tecnici in gamba, poi c'è una squadra dietro, sia a me che a Mantoan, cioè non è che sta noi lì a controllare con la calcolatrice i conti. E i conti della sanità del Veneto sono sani, nel senso che non abbiamo motivo di allarmare nessuno. Ovvio che c'è un imprevisto, no? Come è accaduto in tutte le nostre famiglie, in tutte le nostre imprese, c'è il Covid. Pensate che non è che è stata una crisi che ha riguardato, che so, un comparto particolare che non c'entra nulla con la sanità. Questo ha riguardato la sanità, è inevitabile che noi, essendo i primi, gli unici erogatori di sanità, abbiamo portato in pancia tutte le sopravvenienze, quindi tutti gli imprevisti. Io penso che a livello nazionale si debbano fare due cose. C'è un tema di cassa, cioè SCEI, che abbiamo pagato e che qualcuno deve darci una mano a rifondere. Intanto grazie ai cittadini che hanno donato, che sono stati più veloci di Roma, perché a tutt'oggi i cittadini 58 milioni di euro ce li hanno messi, 57,8, una roba del genere, oltre a 38.000 donazioni. Qui c'è un tema di cassa, che è esattamente quella che abbiamo impiegato, i 200 milioni di euro, per fare tutte le azioni che abbiamo fatto per la cura dei veneti. E poi c'è un tema più importante di investimenti, che per ora si traduce in un centinaio di milioni di euro da quel che è dato a sapere per la regione del Veneto. Però può essere molto più organico. Adesso non abbiamo ben capito se arrivano soldi dall'Europa, non arrivano. Guardate, se io lo chiedessi a voi, anche voi non siete in grado di dirmi, ma non perché siate dei disinformati, siete più informati di tutti, ma no, oggi nessuno sa dirci com'è sta storia dei finanziamenti. Se arrivano miliardi di euro in qualche maniera, è pur vero che noi dobbiamo rilanciare tutti gli investimenti nella sanità e lo dobbiamo fare imponendo il modello procedurale che si è utilizzato per il Morandi. Parlo dell'ospedale di Padova. Noi stiamo realizzando un policlinico universitario da oltre 600 milioni di euro e penso sia fondamentale, dai dati che abbiamo, ve l'ho già detto, che se avessimo una procedura semplificata e più, diciamo, efficace, potremmo portare a casa le opere molto prima. Stiamo parlando di salute, no? Non è che stiamo realizzando un magazzino per mettersi dentro le macchine, quindi uno dice vado in affitto in qualche capannone. Stiamo parlando di sale operatorie, laboratori analisi, camerate, degenze e tutto quello che sapete. Fra l'altro sono tutti letti ad alta specializzazione quelli che si fanno oggi. Treviso, per dire, ho dimenticato di dirlo prima, registratela sta roba, la ciliegina sulla torta è che fra massimo 7-8 mesi avremo anche ultimato il nuovo ospedale. Quindi l'università trova anche una culla eccezionale, trova 1000 posti letto realizzati del nuovo ospedale ad alta specializzazione. Significa posti letto che non sono dei letti normali, significa che sono delle specie di astronavi con una plancia a comandi che curano molto meglio, sono letti per pazienti che possono essere curati in maniera assolutamente performante. Immaginate portarli gli studenti, formare i nuovi medici lì, capite che cosa portiamo fuori poi alla fine. Sì. Se posso. Prego. Ecco, un chiarimento e poi una segnalazione. Un chiarimento riguarda la Valsugana. Sì. Il blocco, mi sembra di ricordo un punto stampa in cui si disse il cantiere ha a un certo punto spontaneamente ripreso i lavori e lei disse guardate che non è stata una decisione autonoma,
non gli ho detto io di ripartire, hanno deciso così, ma insomma è un blocco mi pare stimabile in un paio di mesi. Guarda, no, se vuoi facciamo fare la verifica e vi diamo i dati ufficiali magari domani, però sai, lì poi volontariamente hanno avuto anche un problema, perché quando c'è stato il blocco dei passaggi da regione a regione, loro hanno anche molti lavoratori che non sono veneti, sì, quindi hanno avuto il problema delle quarantene, c'è stato un problema di piano di sanità pubblica, quindi le misure temperature, i tamponi, insomma è stata complicata gestire un cantiere come quello. Questo blocco potrebbe ritardare la conclusione finale dei lavori? Ma di certo, magari un'ora, un secondo, un giorno, una settimana, non so, un mese ce l'ha portato via, perché comunque noi avevamo un programma imposto all'azienda, perché noi siamo controparte dell'azienda in quel cantiere, l'azienda sta realizzando un'opera per noi, che è un programma che è ovvio che se mancano lavoratori, ci sono quarantene, hanno avuto problemi poi anche con il tema della recettività, nel senso che l'ospitalità alberghiera a un certo punto ha avuto delle difficoltà perché chiudevano gli alberghi, capite, 1600 lavoratori non sono pochi, fra l'altro non è, cioè, qualche guaio c'è stato, ma insomma si recupera, adesso caneranno di un po', ma insomma non di anni di certo, questo poco. Voglio dire, se non sarà dicembre sarà gennaio, febbraio. Ma sì, cioè, ma io spero che magari ce la facciano a dicembre, non te lo so dire. Ecco, la segnalazione invece era questa. Ieri ho visto una trasmissione televisiva, parlava della reazione dei sistemi ospedalieri all'emergenza, citava il Veneto, lo citava in termini lusinghieri, però a un certo punto dava la parola a un giovane, a un medico specializzato di Padova, dell'azienda di Padova, e questo diceva: noi abbiamo aderito volontariamente alla chiamata alle armi, abbiamo lavorato nelle terapie, nelle subintensive, nelle malattie infettive. Dice: tenete conto che noi ad esempio non possiamo, come specializzandi, anche al quarto anno, anche al quinto anno, non possiamo accedere alla mensa ospedaliera. La formazione è stata sospesa, ma dovevamo continuare a pagare le tasse universitarie. Durante il periodo dell'emergenza ci portavamo a casa i camici, le protezioni individuali, i materiali per lavarceli da soli, per igienizzarli da soli. Insomma, ha detto: siamo rimasti male perché quando c'è stato un premio al personale della sanità anche il Veneto si è dimenticato di noi. Ma guarda, allora, l'assessore Lanzarin sta risolvendo anche questo problema, me l'ha detto adesso su un orecchio. Francamente glielo dico, Presidente, perché mi sembra, insomma... No, ma guarda, giovani, ma non tanto... Stai sfondando una porta aperta. Guardi, oltretutto il Veneto in quest'ambito qualche credenziale buona ce l'ha, perché non ci dimentichiamo la battaglia fatta noi la battaglia. Ecco, che poi... Ma anche per le borse di studio, guarda, io direi questo. Però sti ragazzi, insomma... Direi intanto che gli specializzandi sono dei medici a tutti gli effetti ed hanno fatto un lavoro strepitoso nelle terapie intensive, nelle infettive, dappertutto. Detto questo, e anche nelle cure, nei reparti di cura normale, comunque in tempi di coronavirus, dobbiamo ricordarlo questo. Detto questo, noi ci siamo trovati a dover dare disponibilità, l'abbiamo fatto volentieri per una premialità. L'assessore sta già parlando anche per questa categoria. È pur vero, se dovessimo essere onesti, che non è stata messa sul tavolo questa partita all'inizio. Certo, però a mio avviso, se c'è qualcuno che può, come si può, rivendicare con forza questa istanza, lo sono proprio loro, che sono i medici tra i medici, punto. Cioè guarda, ben venga questa tua domanda, l'assessore mi ha suggerito subito dicendo che ha fatto un incontro anche stamattina e pensa di chiudere questa partita. Insomma, ci sarà un riconoscimento. Sì. Grazie. Prego.
Altre domande ragazzi? Fois. Sì, io volevo chiedere questo perché oggi la Germania, anzi comunque in queste ore la Germania ha riaperto i confini con l'Italia per quello che riguarda il turismo, però sconsiglia ai suoi cittadini tedeschi di venire in Italia da noi, che è un problema che riguarda poi principalmente una regione come la nostra, dove più del 60% di turismo è straniero, mentre in alcune regioni del sud il dato è completamente l'opposto, vale a dire la maggioranza sono italiani, spesso anche veneti che vanno giù. Questa cosa da parte del governo tedesco la preoccupa, Presidente? Tra l'altro il sottosegretario Variati ha detto che il governo spenderà diversi milioni di euro adesso per un piano di rilancio della nostra immagine all'estero. Sì. Da quanto tempo è che vi parlo io di questo piano e mi prendevano in giro? Andate a controllare le sue dichiarazioni, penso da febbraio. La stagione finisce a settembre, Cioè, lo dico così, non so, tanto per dirlo. La stagione finisce a settembre. Pensate che i tedeschi, in particolar modo, ve lo dice un ex operatore, i tedeschi a dicembre-gennaio già decidono dove andare e comprano il pacchetto. Per carità, è arrivato il coronavirus anche da loro, non sarà dicembre-gennaio, però di certo non si mettono a metà giugno o a luglio a comprare l'Italia. Se ci vengono è grazie ai nostri operatori che hanno contatti e che vedono nei turisti tedeschi dei familiari che tornano a casa per un paio di settimane, una settimana, quello che è, perché ci tornano da sempre. Ho citato ieri 2 turisti tedeschi che da 40 anni vanno al Cavallino, sono solo la punta di un iceberg di un popolo di tedeschi, di austriaci, di altri paesi che vengono in Veneto, quindi noi li ringraziamo. Chiediamo al governo tedesco di considerarci assolutamente dei fratelli e di continuare questo percorso assieme. Non siamo degli appestati, riusciamo a garantire qui in Veneto una sanità che è tra le migliori a livello internazionale e i tedeschi lo sanno, perché quando sono qui sono sicuri. Fra l'altro abbiamo voluto con forza, ad esempio, liberare per primo tra gli ospedali Covid-free proprio quello di Jesolo. Jesolo è il primo ospedale Covid-free liberato, ma del resto con 2 pazienti Covid-free in terapia intensiva c'è poco da fare gli eroi adesso, insomma non ce ne sono più pazienti. Abbiamo anche problemi nella ricerca, perché non avendo più pazienti, avete sentito anche il professor Navalesi ieri, ha detto che ricerca facciamo se abbiamo solo 2 pazienti in tutte le terapie intensive del Veneto, Covid. Tra l'altro è arrivata proprio adesso la notizia che dal Viminale arrivano circa 5 milioni di euro per l'operazione Spiagge Sicure, insomma, per mettere in sicurezza le spiagge. 5 milioni di euro da parte di chi? Del governo? Sì. Per far cosa? 8 milioni di euro per spiagge sicure. Cioè? Per cui... Sarà per le forze di polizia queste cose qui, sì. Adesso più che spiagge sicure adesso abbiamo bisogno di spiagge piene, che è un'altra roba. Io farei l'operazione spiagge piene, in sicurezza. Ma guardate, noi abbiamo una fortuna, che abbiamo degli operatori eccezionali. Perché se avessero dovuto diventare grandi aspettando il pubblico sarebbero tutti morti nella storia del Veneto. Io devo dire che molti operatori mi dicono che questi inviti da parte del governo tedesco non li spaventano, perché in realtà i tedeschi hanno sempre cercato di Ma è casa loro? I tedeschi a casa loro, ma alla fine non li ascoltano. Per cui. Guardate, cioè noi siamo poliglotti nelle nostre località turistiche, cioè un tedesco non ha bisogno di imparare altre lingue, parla tedesco. Questo dà una dimensione di quanto a casa si sentono i tedeschi da noi. Bene. Altro ragazzi? Prego. Prigioni. Brava. In cui si potrebbe ancora sperare a fine luglio oppure a settembre ormai è tempo di migrare. E faccio anche una citazione. Ma guarda, io ti dico questo, ti dico che siamo in un paese nel quale abbiamo capito andare a votare è un problema. Io mi metto da parte dei cittadini che vogliono votare. Tifo ancora perché, per carità, in linea di principio giuridico, il governo ritira questo decreto, ne fa un altro, a luglio si va a votare. Stamattina ho incontrato il mondo dello spettacolo, ho incontrato le discoteche, non avevo neanche detto tutti gli incontri che ho fatto stamattina, le discoteche, il mondo dei service, coloro che hanno tutti i palchi per i concerti, per la Dunata degli Alpini, per le manifestazioni, sono in estrema difficoltà, sono i primi ad aver chiuso e sono gli ultimi che forse rivedranno l'apertura. Dico forse perché tanti non sanno neanche se apriranno più. Allora,
voi capite che davanti a tutto questo, pensare che si apre tutto e non si va a votare, qualcuno lo andrà a spiegare ai cittadini. Immagino che i cittadini poi si vendicheranno. Io immagino già che se si andrà a settembre si troveranno tutte le schede incise con la matita compilativa, no? Spaccheranno anche la mina della matita copiativa, scusate. Perché? Perché la gente si è incazzata, cioè è inevitabile, non ci mandano a votare. Dopodiché, come presidenti di regione, abbiamo ancora una volta dimostrato di essere persone per bene, trasversalmente, non c'è politica. Abbiamo detto, volete farle più in là? Boh, ne prendiamo atto. Io non sono d'accordo. Ne prendiamo atto, ma fatele prima dell'apertura delle scuole. Cioè questi pensano di aprire le scuole, poi chiuderle, tenerle chiuse una settimana perché fa il coso, disinfesta, fa, briga, sanifica tutto e poi riprendiamo un'altra volta. Io veramente spero che si faccia quantomeno prima delle scuole. Questa ipotetica finestra della quale si sente parlare va dal 6 settembre in poi, quindi il 6 si può andare a votare a casa mia. Adesso vedo che parlano del 20, del 27, di ottobre, del 1 maggio, non so quando andranno a votare, però guardate, parlo contro i miei interessi, io sono tecnicamente scaduto. Vi è chiaro, no? La nostra legislatura è scaduta una settimana fa forse. 31 maggio, quindi quanti giorni sono passati? Una settimana? 6 giorni. Quindi in teoria, cioè, tutti coloro che sono nella mia condizione, cioè tutti quelli che sono scaduti, sindaci, presidenti di regione sono 6, si ritrovano mesi prorogati, non ho capito in virtù di cosa. Neanche in guerra si sono fatte queste robe, però in questo momento storico in Italia si può fare di tutto. Presidente, domanda un po' tardiva, ma ho buttato adesso un occhio sul report, lei l'aveva detto, ma insomma Prego. Vederlo nero su bianco colpisce. Ma in sostanza ieri il professor Navalesi ci ha detto anche per me il virus è clinicamente morto. Sì, l'ho detto all'inizio della sua esposizione. All'inizio. E francamente guardando questi dati insomma verrebbe da condividere. Cioè siamo entrati nella fase a tutti gli effetti post-Covid. Noi siamo nella fase della convivenza, no? Oggi abbiamo 8 contagiati, quindi vuol dire che da qualche parte c'è il virus, ma non è più così virulento come quando, vi ricordavate che facevamo 100 contagiati al giorno, c'era una strage di contagi, tiravamo su tamponi positivi a go-go. Oggi la virulenza è più bassa. Si vede che ha difficoltà, se prima era un centrometista per saltare da un corpo all'altro, da una persona all'altra, adesso è zoppicante, non ce la fa, è spompato. Allora, ho solo detto una volta artificiale, ma è la Coppa al Mondo. Però insomma qualche articolo in giro lo vedo di conforto, semplicemente per avere, non mi avventuro su ste robe. Anche sullo spompato ci sarebbe molto da dire. Guardate, la verità, e lo diceva il professor Navalesi, lo ha detto la professoressa Tacconelli, lo ha detto il professor Crisanti, lo hanno detto un po' tutti, di questo virus si sa di meno di quello che si dovrebbe sapere, punto. Possiamo partire da questo presupposto, ma voi ieri avete sentito un clinico vero che vi ha detto, guardate, abbiamo iniziato e abbiamo scoperto giorno dopo giorno quello che potevamo fare e migliorare. Siamo passati dal paziente che ha la polmonite alle coagulazioni. Ieri forse non è stato recepito del tutto il passaggio, non solo polmonari, in giro per il corpo, quindi encefaliti come esiti, miocarditi, insufficienze renali, cioè le coagulazioni sono dei tappi alla circolazione e quindi va in tilt il sistema, no? Come se voi aveste la gomma dell'acqua per innaffiare l'orto, a un certo punto uno ci fa un nodo in mezzo è ovvio che se c'è pressione spacca qualcosa, ed è esattamente quello che il virus ha fatto. 30% dei casi guariti hanno esiti non positivi dalle cure. Nonostante questo, lei ritiene, lo diceva all'inizio, che le mascherine, il gel e le distanze ci accompagneranno per mesi? Beh, guardate, io immagino che accadrà che noi avremo la mascherina come accessorio. Ce la indosseremo quando magari dobbiamo fare un colloquio in una stanza con delle persone, quando dovremo entrare in un negozio, diciamo sarà indossa e togli la mascherina. Dovremo pian piano avvicinarci all'autunno,
ci confronteremo con la fase, diciamo, influenzale, che sarà una fase, in questa fase, forse l'aspetto negativo, i clinici non ve l'hanno detto, lo dico io perché pensando a quello che ci toccherà, se mai ci toccherà, perché non ve lo so dire, noi che siamo dall'altra parte del tavolo, che siamo quelli della programmazione, diciamo, nel 2020 è arrivato tardi, ha preso la coda finale della influenza, giusto? No? È arrivato a febbraio. Se arriva nell'autunno 2020, arriva l'inizio dell'influenza. E quindi c'è il rischio di una sovrapposizione dei due corona paurosa e quindi con magari pazienti coronavirus, pazienti con un'influenza forte, e quindi questo è lo scenario peggiore. Il scenario migliore è che non si ammala nessuno, è finita lì, e non è escluso. Nessuno può dircelo questo. Poi se non c'è nessun altro chiudiamo? Ok. Sì. Sui decessi delle ultime 24 ore, Presidente, lei ha detto 11 morti. Sì, e 9 in ospedale. Perché adesso ci è arrivato il report dell'azienda Zero, dove segna 0 dappertutto, anche per i decessi. Il report è questo. Lui fa quello sulle 24 ore, tu adesso hai avuto quello delle 8. Ah, forse tu hai avuto quello della mattina. Sì, ok. Noi facciamo quello suo è sulle 24. Io vi do le 24 ore così avete un quadro. Certo, 8. Ok. Vabbè, voi ascoltate il mio, ma non perché siamo più bravi, è sempre l'azienda Zero, solo che è una sintesi delle 24 ore. Sì, non era proprio la paura di aver capito male nel momento in cui lo diceva. No, ma è utile a chiarirla sta roba. Altro, ragazzi? Ci vediamo domani. Vi lascio a Lanzarin, prego, cedo il posto a Lanzarin che ha delle domande. Grazie, buongiorno. Assessore, buongiorno. Qualcosina di più con questo discorso degli specializzandi? No, io stamattina ho incontrato l'ordine dei medici di tutte le province, mi avevano chiesto un incontro, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo avuto un incontro con tutti l'ordine dei medici a inizio, quando è partita, quindi le prime settimane, diciamo, quando ancora attorno a questo tavolo ci siamo in questa stanza incontrati con farmacisti, medici, insomma un po' tutte le categorie proprio per organizzare i primi momenti, e poi ci siamo tenuti in contatto. Adesso abbiamo fatto un incontro per fare un po' il punto rispetto appunto alla fase sicuramente più difficile, la fase 1, la fase 2 e anche la fase 3. Loro volevano anche chiedere qualcosa rispetto a settembre, la ripresa delle scuole, insomma, dove sapete c'è ancora tanta confusione, quindi anche il discorso influenzale, quindi è uscita ieri, mi sembra, la circolare del Ministero che parla della raccomandazione, una forte raccomandazione, quindi anche noi partiremo con una campagna informativa importante in sensibilizzazione, abbassando anche ai 60 anni il discorso del vaccino anti-influenzale e quant'altro, quindi anche stiamo organizzando un po' tutta la campagna, eccetera, quindi ci siamo un po' confrontati su queste cose ed è emerso anche il discorso legato ai specializzandi. E quindi anche loro si sono fatti portatori di questo disagio che i specializzandi hanno manifestato, e quindi ho subito cercato di rassicurare che rispetto appunto ai percorsi che erano stati seguiti per gli incentivi che sono quindi stati poi suddivisi, insomma sapete bene, insomma, tra la parte del comparto e la parte della dirigenza medica, e che però insomma mi sarei fatta subito parte attiva per risolvere per lo più insomma le problematiche che citavi tu prima, quindi quelle della mensa, insomma, che erano problematiche che in parte erano già state emerse in fase di osservatorio, in cui sai, osservatorio sulla specializzazione, che era quello che poi aveva firmato i famosi accordi, insomma, che sono stati siglati importanti con le due università, e quindi proseguiamo con i discorsi, con l'impegno anche di cercare di trovare una soluzione, insomma, per proprio le questioni che dicevi tu, quello della mensa e anche quello, insomma, del materiale di utilizzo suo di loro, insomma, all'interno delle strutture. No, su questo non abbiamo, su questo qui non ci siamo, non abbiamo ancora preso in mano questa situazione, ma non l'abbiamo presa in considerazione, insomma, oggi, insomma, vediamo strada facendo, ma oggi, insomma, non c'è un impegno, ecco, su questo. Neanche di premio, di cose. Oggi gli incentivi voi sapete che sono andati al comparto, quindi tutta la parte del comparto e parte della dirigenza medica.
Sugli incentivi sapete, insomma, perché avete visto, ci sono i discorsi legati anche alle strutture sociosanitarie, si è parlato a volte quindi di case di riposo, si è parlato delle strutture private, quindi anche voi mi sembra avete sollevato la questione anche delle strutture private, però oggi il nostro si è fermato appunto alla sanità pubblica, quindi dirigenza e comparto. Sembrava di capire che ci fosse non un impegno, perché impegno vuol dire una cosa precisa, ma anche da quello che diceva insomma Zaia ci fosse una disponibilità a valutare un'estensione della premialità agli specializzandi. Su questo dobbiamo parlarne, insomma, oggi non ne abbiamo ancora parlato. L'assessore Bottacini è già qui, guarda, però se ti metti là in media ti vedono. Buongiorno Assessore. Siccome lo vedo già con la calcolatrice, con il report, allora faccio... No, anche perché il report è di azienda zero, questa cosa non la gestisco io, quindi. No, ecco, allora, prima dicevamo che le terapie intensive sono ai minimi termini, si parla di 8 malati Covid in tutto il Veneto, quindi insomma siamo verso l'azzeramento. Siccome lei mette lo... sono 2 Covid in terapia intensiva in tutto il Veneto. Sì, in terapia intensiva, ma mi pare 8 in tutto il Veneto. No, 84. Hanno 16 in terapia intensiva. No. Allora, malati Covid, ce ne sono 2 in terapia intensiva e 82 negli altri reparti, totale 84. Va bene, 84. 2,72 sono quelli non Covid in tutto il Veneto. Ecco, comunque insomma la situazione è in rapido calo. Siccome lei ha provveduto all'aggiornamento del famoso modello matematico in questi mesi, a posteriori il modello si è rivelato, il modello previsionale si è rivelato efficace, si è rivelato... Assolutamente sì. L'ho sempre detto, c'è stato un momento in cui 2 o 3 settimane fa il modello aveva delle difformità rispetto alla realtà, a quanto stava accadendo in realtà, e poi dopo ciò era dovuto al fatto che, siccome uno dei parametri che si inserisce nel modello è la durata media della malattia, il dato reale era più alto rispetto a quello che indicava il modello. In realtà poi si è scoperto, e vi è stato comunicato, che venivano considerati pazienti Covid anche chi non era più Covid ma era ancora in ospedale per altre tipologie di complicazioni, e una volta suddiviso le 2 categorie, quelli Covid da quelli non Covid, il modello si è riallineato immediatamente. Infatti avevo detto che questa settimana, avevo detto alla concorrenza, al Gazzettino, una settimana fa avevo detto la prossima settimana prevede che si vada a metà settimana sotto i 100, e infatti ieri l'altro siamo andati sotto i 100, giovedì siamo andati a 98 mi pare, oggi siamo a 84. Tendenzialmente l'azzeramento secondo il modello? Secondo il modello da sempre, abbiamo sempre detto fine giugno, primi luglio. Grazie. C'è l'azzeramento dei pazienti, dei pazienti ricoverati in ospedale positivi al Covid. Ma dei contagi non saremo molto distanti, comunque ovviamente anche il contagio è leggermente sfalsato, poi sapete che non tutti i contagi sono sintomatici e non tutti i sintomatici richiedono il ricovero ospedaliero. C'è un'indicazione anche per l'azzeramento dei contagi? Più o meno saremo verso la fine di giugno. Poi quando io dico azzeramento, tenete presente che stiamo parlando di dati di previsione, e la previsione per definizione è sempre sbagliata. Dipende di quanto è sbagliata, perché se è sbagliata dell'1, 2, 3% o 5% è buona, molto buona. Se è sbagliata del 100% è molto poco buona. Quindi non è che venite qua il 30 giugno e dite c'è ancora un contagio, tu avevi detto, sono dati come quando c'è stato il primo giorno in cui i nuovi casi positivi erano 0, che avete titolato perché qualcuno ha detto sconfitto il virus.
Non ha alcun significato dal punto di vista statistico un giorno con i nuovi casi zero. È necessario che ci sia una continuità, tanto è vero che abbiamo sempre detto, ancora settimane fa, che i dati erano in calo e qualora fosse cambiato il trend, cioè non bastava che ci fosse per un giorno la crescita dei ricoveri, ma se per 7 giorni ci eravamo dati tutta una serie di regole, ci siamo dati, se per 7 giorni continuativi c'è un dato che inverte la tendenza, quindi col segno più, e questo dato supera una certa percentuale rispetto al dato originario, eccetera, eccetera, c'erano i vari campanelli di allarme che avrebbero portato a misure di contenimento, quindi l'isolamento della struttura. Però ripeto, abbiamo il monitoraggio continuo e costante dei focolai, anche gli ultimi casi positivi non evidenziano particolari focolai, e quindi questo significa che magari è il figlio di qualcuno che lavora in ospedale che magari si è contagiato, cioè, non abbiamo indicazioni relative a focolai dovuti, non so, alla Movida, no? Ne avete parlato il 18 maggio, da quando si sono riaperti i locali. Ecco, non abbiamo una concentrazione, non so, i 9 casi positivi, mi pare siano 9 o 11, non ricordo, di oggi, o 8, non è che sono tutti che sono della stessa città o dello stesso comune e che sono gli amici che hanno fatto la festa in quel locale. Ad oggi non è così, insomma. Sì, in realtà no, nel senso che le età, io ho guardato le età, gli ultimi dati sono o persone anziane, quindi può essere una coda ancora di qualche casa di riposo, quindi ospiti più che sanità, oppure mi pare che ci sia un classe 98 e quindi magari figli di cioè, insomma, però stiamo parlando di valori ben al di sotto dell'1 per 1000, ok? Quindi ci può essere il caso, però ovviamente quando c'è il caso uno deve stare in quarantena anche se è asintomatico, sappiamo, insomma, no? Quindi viene isolato in maniera istantanea. Grazie ragazzi, a domani. Buona domenica, ce la diciamo domani. La conferenza stampa abbiamo visto del presidente Luca Zaia, degli assessori Lanzarin e Bottacin, molti temi a partire dalle mascherine, passando poi per quelli che potrebbero essere gli sviluppi dell'emergenza coronavirus da qui all'immediato futuro. Abbiamo sentito anche una notizia molto importante per tutto il territorio della Pedemontana Vicentina, ovvero che la strada pedemontana aprirà un nuovo tratto a brevissimo, il tratto compreso fra Malo e Breganze è pronto all'apertura. Ci sono stati alcuni piccoli ritardi, ha detto Luca Zaia, dovuti al coronavirus, ma il casello di Breganze è già operativo e quindi sono 15 km che vanno ad aggiungersi a questa importante opera viaria. Prima di salutarvi vi facciamo vedere l'ultimo bollettino dell'Azienda Zero della Regione Veneto che è arrivato pochissimi minuti fa e che troverete fra poco anche sui nostri social, che ci dice che ci sono 8 casi in più rispetto a ieri, la gran parte dei quali a Verona, ovvero 3, poi 2 a Treviso, 1 a Venezia, 1 a Belluno e 1 a Padova, che porta il totale a 1164 con 1057 persone in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza i casi sono 19.182. Scendiamo nella parte dedicata agli ospedali e vediamo che, andiamo in modo da vedere i dati bene, ci sono solo 2 terapie intensive, vedete il dato, impegnate da persone positive al coronavirus e 14 con persone che si sono negativizzate, sono 323 le persone attualmente ricoverate, ovvero 13 rispetto all'ultima rilevazione. Non si registrano decessi nelle ultime ore, non si registrano nemmeno dimissioni di pazienti in terapia intensiva. Andiamo a vedere i dati anche qui delle strutture di comunità, quindi strutture minori, dal Bellunese al Vicentino al Veronese, sono identico il numero dei ricoverati e dei decessi, quindi abbiamo 43 persone ricoverate, di cui solo 10 positive al coronavirus e 33 che si sono
negativizzate. Questi sono i dati dell'emergenza coronavirus che potrete scaricare fra pochissimi minuti anche dalla pagina Facebook di Rete Veneta, dal nostro canale Telegram, perché tutto quello che passa di qui in diretta poi viene messo a vostra disposizione anche sui nostri social, e c'è anche YouTube, dove tutti i servizi, tutte le edizioni straordinarie, tutte le produzioni, quindi da Sveglia Veneti a quello che facciamo con il direttore Luigi Baciali di Sera Focus, tutto viene pubblicato, tutto si può rivedere, scaricare, condividere per approfondire quello che passa qui su Rete Veneta. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che domani sera alle 21 qui su Rete Veneta canale 18 sarà possibile vedere un documentario straordinario e in esclusiva, che è un documentario sulla Basilica del Santo, perché manca una settimana alla festa di Sant'Antonio. Noi saremo tutto il giorno di sabato 13 alla Basilica del Santo e anche fuori dalla Basilica sull'elicottero che porterà le reliquie del Santo in giro per la provincia per le benedizioni solenni, quindi vi permetteremo di seguire questa importantissima festa come se foste al Santo. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa, state con noi perché torniamo fra poco.